Si è svolta ieri a Palermo la prima riunione del tavolo tecnico sull'informazione locale che ha visto la presenza di numerosi esponenti delle varie associazioni, in rappresentanza del mondo televisivo, radiofonico e della carta stampata, oltre che a numerosi tra editori, giornalisti, associazioni stampa e rappresentanti della RAI. Purtroppo il quadro delineato non è stato dei migliori, gli interventi dei rappresentanti hanno evidenziato le forti criticità del settore dovuto sia alla crisi che sta attanagliando il mondo della pubblicità, che alle poche risorse pubbliche messe in circolo, nonostante ci sia una legge che obbliga l'attività pubblica a spendere in comunicazione e a investire risorse nella creazione degli uffici stampa, che darebbe sollievo a una categoria che giorno dopo giorno vede sempre più ridurre i propri dipendenti. Da qui la necessità, come dichiarato dal presidente del Corecom, avvocatessa Stone, dell'iniziativa che serve a dare quei supporti e suggerimenti legislativi a chi dovrà poi fare le leggi. È stato appunto detto nell'ambito di questo tavolo tecnico, e come risulta tra l'altro dall'indagine Agicom, in realtà sono presenti diverse e forti criticità nel sistema dell'informazione locale. Proprio per questa ragione il Corecom, che è un organo anche di controllo e di vigilanza sul sistema dell'informazione, ha ritenuto proprio di avviare questa iniziativa, perché ci sono criticità che riguardano il sistema delle attività radiotelevisive e quindi il sistema editoriale, ci sono delle criticità che riguardano appunto i giornalisti, ma il tutto anche alla luce dell'avanzamento delle nuove tecnologie informatiche che hanno introdotto delle nuove forme di comunicazione, appunto quelle connesse alla rete internet e alle nuove piattaforme online, per cui il sistema dell'informazione attraversa oggi una fase di completa trasformazione di cui noi dobbiamo per un verso tenere conto, ma per altro verso vorremmo in qualche modo trovare formulare meglio delle proposte di sostegno di questo settore. Una proposta che parte dal basso, che parte dagli operatori del settore della comunicazione e dell'informazione, che sono non solo i privati ma anche i soggetti pubblici, perché noi abbiamo avuto qui presente il direttore di Rete Sicilia, il dottore Cusimano, ma abbiamo anche presente l'ANCI con il suo segretario generale, il dottor Alvano, e questa è la dimostrazione che il tema è un tema di particolare importanza, di particolare centralità, non solo a livello nazionale ma nell'economia siciliana, e quindi certamente dobbiamo affrontarla su più livelli. Quindi effettivamente quali saranno i risultati sperati? I risultati li vedremo dopo. Noi adesso faremo dei gruppi di lavoro per i vari aspetti, dopo questi gruppi di lavoro si daranno una serie di proposte, poi riuniremo nuovamente il tavolo tecnico e in quella sede daremo una illustrazione delle prime proposte, poi faremo una conferenza sull'informazione proprio a novembre del 2019, nel corso della quale presenteremo un'eventuale proposta di legge, sperando che possa trovare il sostegno, come peraltro ci ha preannunciato anche l'assessore regionale all'economia, il professor Armao, possa avere il sostegno del governo regionale. Al tavolo tecnico è intervenuto anche il vicepresidente della regione, assessore all'economia Gaetano Armao, che ha sottolineato che il settore della comunicazione è fondamentale per rendere viva la democrazia, che per decidere deve essere informata, conoscere per deliberare. È necessario che funzioni la comunicazione su ciò che si fa e non si fa, sull'attività parlamentare locale. Tutto ciò può avvenire attraverso la figura del giornalista che sa mediare e illustrare i contenuti. Si è poi parlato di ciò che la regione sta facendo e potrà fare ancora. Il settore della comunicazione è fondamentale per rendere viva la democrazia. Una democrazia per decidere deve essere informata. Einaudi diceva conoscere per deliberare. Se non si conosce, ogni deliberazione di tipo istituzionale o politico è affidata ad altre pulsioni e non a quelle della ponderazione e della valutazione a chi si affida il destino dei nostri figli. Quindi è necessario che funzioni la comunicazione, che informi su quello che si fa, su quello che non si fa, sugli errori, sulle opportunità, sull'andamento di un'opera pubblica, sull'attività dei parlamenti, delle istituzioni governative. Ecco, è necessario puntare fortemente sulle istituzioni proprio per renderle credibili attraverso un'informazione vera.
avete visto che l'idea di rendere online le amministrazioni e di trasformare tutto in un grande fratello non ha funzionato, perché non è questo il compito della comunicazione istituzionale, è invece quella di farsi assistere da un giornalista professionista che sa mediare i contenuti, li sa illustrare, fa il cosiddetto fact checking per esempio, perché il compito del giornalista è quello di parlare con l'interlocutore e di qualche mese fa le diceva cose diverse come erano da realizzate per esempio. Mentre se non funziona il fact checking, se non funziona il sistema di controllo fattuale di quello della condotta dei politici, chiaramente i politici possono dire tutto quello che vogliono, non risponderanno mai a nessuno. In questo tanto abbiamo già varato una legge sulla semplificazione amministrativa che introduce il silenzio assenso come regola, è un modo diverso di funzionare la pubblica amministrazione proprio per avvicinarla ai cittadini. È necessario che questo venga mediato dalla informazione istituzionale, perché i cittadini devono sapere i nuovi diritti, i nuovi poteri che questa legge gli dà. E li dà su una gazzetta ufficiale che rimane carta morta se non diventa vita amministrativa concreta. La comunicazione che voi realizzate è un elemento essenziale per far passare questi concetti. Presidente, il settore dell'editoria è in crisi, effettivamente farete qualcosa come governo Musumeci? Sì, il Presidente l'ha già più volte ribadito, il Presidente Musumeci, che tra l'altro è anche un vostro collega e quindi ha a cuore il ruolo e il mestiere importante, la professione del giornalista. È assolutamente essenziale trovare però non forme regolative nuove, facciamo una nuova legge che poi rimane sulla Gazzetta Ufficiale, ma è essenziale dare concretezza e risposte sulla sostenibilità finanziaria delle scelte che si fanno. E quindi sotto questo profilo oggi abbiamo esaminato alcune misure che si collegano all'ordinamento europeo e che consentono per esempio di introdurre l'informazione e il controllo informativo concomitante nella realizzazione delle grandi opere pubbliche. I cittadini hanno il diritto di essere informati su quello che accade alla Palermo-Agrigento o su quello che accade al tram a Palermo. Appalti che, è noto, sono nel silenzio più assoluto, ogni tanto si apre una breccia da parte dei giornalisti che fanno attività di conoscenza del settore, ma è troppo poco, invece occorre un controllo concomitante.